Buine sere, ben chiataz con Gnovis. Si difinte la bioman di Mania chiappade dentri dalle investigazioni dalla direzione distrettuale antimafie di Trieste sul traffico illecit di scovacis dal Friul Vignesi e Giulie al Venete all'Europe di Sorelli Jevat. Lis societas, lis personis finidis tal miec, a fase in savea la bioman, son convintis di sempre lavorati in maniere corrette tal rispetto dall'is normativis. Ovinza dati in carica ente esperte di alto livello di esaminare la questione con che di scancellare ogni dubbio sulla buona gestione dai cicli di produzione. I carabinieri avrebbero inchiatato purtroppo irregolarità dalla gestione dagli scovacis in un'età di 4 anni, dal 2017 al 2020. Sono stati siarati le investigazioni dalla Procura di Roma sulla morte dell'ambasciatore italiano in Congo Luca Attanasio, dal carabiniere Vittorio Iacovacci, caliere a Iordis, dal 13° Reggimento di Gurisse. I due, insieme con un autista dal Puesta, ieri stati scopati ai 22 di febbraio dell'anno passato in tune vuote al convoy che aveva di là a Goma. Due dipendenze dal Programma Alimentare Mondiale, une agenzie dall'ONU, a rischio di finire sotto processo dal momento che avevano organizzato loro la missione. A occuparsi dalle indagini è stato Michele Prestipino, lo stesso magistrato che l'ha portato in denante l'inchiesta sulla morte di Giulio Regeni. Camion di rimorchi in Flamis sull'autostrada A4 e di mattine a miege strade tra Re di Puglie e la barriera dall'Isert di Trieste. Il FUC che ha chiappato il veicolo pesante che portava chiarte e pellet alle partite dal motore davanti, ma l'autista è arrivata a schiampare e a salvarsi. In curto si sono formati lunghi scodis e rallentamenti. All'estate il stesso autotrasportatore ha dato l'allarme. Sul look dall'incidente sono arrivati gli operatori di Autovie Venete e il personale dei pompiers che hanno distudato gli flamis. La Guardia di Finanze di Gorizia e la Polizia Locale di Monfalcone hanno sequestrato 600 prodotti fra robis di Visti e Zux che non avevano avvertenci se non erano in regola con le disposizioni. Il valore della roba sequestrata una volta vendute sarà arrivata a passe 4.000 euro. I titolari dalle attività commerciali sono stati multati per più di 12.000 euro. Noi e plui obbligo di mascherine fur al vierte cui 11 di febbraio e cui 31 di marzo nanche dentro gli ambienti. Sono queste le decisioni approvate dal governo con il decreto firmato dal ministro della Salute Roberto Speranza alle Dutcas consigliate di continuare a tenerli da con l'obbligo di metterli su in caso che si ingrumi int. Arresti in buinis invece di tutte le altre indicazioni per ridurre il pericolo di infezione. 22 comuni di lungo il Tilimente si sono tirati sotto per manifestare la loro perplessità sull'approvazione del plan di gestione dal pericolo di Montanis. Davanti all'assessore all'ambiente Fabio Scocimarro e hanno protestato quintri dagli scassi di espansione e quintri dalla traversa di Pincian. In particolare, i 22 amministratori hanno proferito la loro contrarietà a ogni sorta di opere invasive che può guastare il corso dal Tilimente con conseguenze negative dal punto di vista ambientale, turistico e economico. L'assessore Scocimarro si è declarato disponibile a tenere un dialogo, ma l'ha battuto sulla necessità di intervenire per mettere più in sicurezza l'ambiente. 20 vasi di rosis saranno plattate di lungo i marciapiedi di vie Rome per non che le biciclette passino di corse fra mieci pedons e i taulins dai locali. Lo ha deciduto la zonte dal comune di Udine, scominciando a mettere i primi vasi zaue di mattine. Non sconte il perce di queste scelte il sindaco di Udine Pietro Fontanini.
Ossia in via Rome, e voi in queste vie avete posizionato dei sfiorieris, perché non vi vuoi che lei passi con la bicicletta sui marciapiedi. I marciapiedi sono dedicati a chi che vanno a piedi e non a chi che vanno in bicicletta. In bicicletta si va sulle strade. È un piccolo aiuto che il comune dà ai cittadini di queste zone delle città per fare diventare sempre più vivibile. Perché purtroppo in via Rome certe situazioni sono anche molto difficili, ma un po' alla volta, grazie a ciò che ha fatto il comune, ma anche a ciò che stanno facendo gli operatori commerciali in queste aree, la situazione sta migliorando. E voi siete contenti di aver veduto con soddisfazione che qualcuno ha detto che sta cambiando in migliore anche in via Rome. Si son fatte di mattine al Parco San Valentin di Pordenone le celebrazioni in memoria di Giovanni Palatucci, questor di Flum in Istrie, medaglia di aura al merito civile per aver salvato migliaia di cittadini ebreos dalle deportazioni. Lui stesso sull'ultimo al fo deportate a morì a Dachau dal 1945 all'età di 36 anni. Ovin l'obbligo di riguardare il suo esempio, l'ha commentato il questore di Pordenone Luca Carocci e di stramandalu alle generazioni più giovani. Un ecografo portatile di ultima generazione, unic tal suo genere, è stato comprato dall'Andos, l'Associazione Nazionale degli Feminis Operati Salpet, e mettuto dal pon di prevenzione dall'Associazione del Centri Commerciali Città Fiera di Martignà. L'ecografo sarà adoperato per visite senologiche e urologiche. Ossin i prins in regione avendo dotazione che è impresta e ha messo in evidenza la presidentessa dall'Andos di Udin Mariangela Fantin e onevore contente di poter dare un servizio in cui ai nostri utenti. E anche per usgnotte alle dutte si torna a vio di domani sera a Nuf Mancul Vinc Mandi a tutti.